Fatta nel pieno delle ferie di agosto penso sia una forzatura, non fosse altro, perché crea delle situazioni di discriminazione dentro i luoghi di lavoro. Allora, dentro i luoghi di lavoro, è giusto ricordarlo, le mense sono luoghi di lavoro, perché fanno parte dei luoghi di lavoro, si sono adottati da 1 anno e mezzo a questa parte dei protocolli sanitari. E così il sindacato ribadisce la questione del perché si possano lavorare 8 ore insieme e poi dover consumare il pasto separati e del fatto che le mense aziendali non possano essere equiparate ai ristoranti in quanto luogo di lavoro, oltre al fatto che siano state già adeguate con protocolli di sicurezza, di cui la richiesta di intervento al governo. Noi chiediamo che tutti i lavoratori in questa fase possano assurgere alla mensa e poter mangiare un pasto caldo. Ci sono delle situazioni che sono anche incivili, che stiamo constatando in alcune aziende, dove ai lavoratori vengono dati dei sacchetti indegni nel suo contenuto e viene detto ai lavoratori di sedersi all'esterno. Segnalazioni che arrivano da parte dei lavoratori nelle aziende del veneziano sprovvisti per svariate ragioni di Green Pass. Noi chiediamo in alternativa che le aziende si facciano carico del costo dei tamponi per quei lavoratori che in questo momento non vogliono vaccinarsi. Poi sui motivi perché non vogliono vaccinarsi, ripeto, noi, lo dico in premessa, il sindacato, la FIOM, la CGIL è a favore della campagna di vaccinazione. Al netto del problema vaccinazione Green Pass, altro tema emerso da qualche giorno è quello della quarantena non retribuita. Dal 1° di gennaio i lavoratori che vengono messi in quarantena o che sono stati o vengono messi in quarantena perché sono stati a contatto con una persona che ha acquisito il virus non vengono pagati dall'INPS, e questa è una cosa molto grave, perché si rischia di favorire magari un certo pressapochismo da parte stesso dei lavoratori a dire vabbè, visto che non me la pagano la malattia, io vado in giro lo stesso, vado a lavoro lo stesso. Ripeto, su questo il governo deve intervenire.